Buon anno amici appassionati di rugby e amici di Galassia FVG, siamo di nuovo al BH Pub di Campoformido per la prima puntata del 2019 della nostra nuova trasmissione. Guardate che ospiti sono venuti a trovarmi, ho parto subito con Pier Giorgio Grizzo. Ciao Pier Giorgio, buon anno. Ciao a tutti e buon proseguimento anche a te. Pier Giorgio, a te l'onore di, non è onere, è onore stavolta di presentare intanto. Allora è venuta a trovarci Giada, la diletta leotta del rugby, l'hanno già ribattezzata così. Molto bene. E invece alla mia sinistra c'è un vecchio amico, Cesare Tambelli, che ci parlerà dello snow rugby, che è l'appuntamento imminente di metà gennaio e quindi era doveroso parlare di snow. Auguri a tutti e grazie per l'invito. Ci mancherebbe, Cesare, tu non diletta leotta, dobbiamo citarti come lo Cicero dello snow rugby. Dello snow rugby, possiamo dire così. Sì, sono altro per le dimensioni, anzi forse sono superiori le mie. Ok, quindi quelle dello Cicero, no, come dimensioni, non come qualità di espressa in però campo. ci piace così e quindi sì, ci fa esatto. piacere Cesare che tu sia qui e Giada benvenuta. Io però prima mi perdonerà Cesare, mi perdoneranno gli amici dello snow rugby, sono curioso di conoscere un po' qualcosa di Giada perché insomma l'abbiamo chiamata anche per conoscerla meglio, o no? Raccontaci qualcosa di te, dai Giada. Io sono Giada Masatto, ho 20 anni e vivo a Ronchis in provincia di Udine. Nella vita sono una modella e ballerina di danza classica e contemporanea che studio in accademia e i miei sogni, i miei progetti sono quelli di realizzarmi nel mondo dello spettacolo e diventare ai livelli della Ether Parisi. Mi piacerebbe diventare una showgirl a 360 gradi. Vola proprio basso? No, so che volo molto alto, però con costanza, con serietà e con l'appoggio anche dei miei genitori so che io parto già in partenza positiva in tutto quello che faccio e quindi sicuramente riuscirò ad arrivare, ecco. L'immagine leggiadra di Giada stona un po' con lo snow rugby, vero Cesare? Non è proprio... No, in verità no, è un luogo comune che bisogna essere grossi, ma io sono stato allenatore anche di una squadra femminile e c'erano tranquillamente delle atlete della stazza di Giada, quindi nessun problema. Non avevo alcun dubbio. A te. Ma allora Cesare, siamo partiti dai campi in erba, no? Anzi, forse sarebbe meglio dire di fango più che altro. E ci siamo spostati alla sabbia e adesso siamo sulla neve. E secondo me non vi fermerete, cioè la prossima volta dove andiamo a giocare? Sui sassi? Sopra gli alberi? Non so. Dipende, diciamo che il Friuli Venezia Giulia diciamo, a immagini dell'impero, come mi piace dire ogni tanto, dell'impero rugbistico, già da anni abbiamo avuto le idee più originali, diciamo, per aver inventato sia il beach rugby che lo snow rugby, beach rugby a 5 e snow rugby a 5. Tant'è vero che la storia dello snow rugby è proprio quella che sostanzialmente Alberto Stentardo, l'indigeno nella Val Canale, è venuto a Lignano come proprio membro dello staff nell'organizzazione e da lì è nata l'idea di clonare quello che avveniva a Lignano all'ufficio 7 dei Sabbiadoro a Tarvisio su un'altra superficie. Perché possiamo dire in effetti che lo snow rugby è una filiazione del beach rugby, le regole, le dimensioni del campo sono le medesime. Sì, stesse dimensioni del campo, stesso gioco. C'è una leggera differenza sul numero dei giocatori, in quanto una squadra da beach rugby è composta da 5 più 7, invece una squadra da snow rugby da 5 più altri 5, quindi 10 in tutto. Ci sono i cambi liberi come nell'hockey, per dire, quindi sostanzialmente a gioco fermo si possono cambiare i giocatori quante volte si vogliono. A che edizione siamo arrivati? Settima edizione, questa è la settima edizione del torneo. Una settima edizione però senza crisi del settimo anno, mi dicevi prima, no? Assolutamente no. Da oggi è entrata la 26esima squadra, quindi credo che Tarvisio si confronta o diciamo gareggia con Mosca come grandezza del torneo, dimensione del torneo e anche come fama. Però non c'è nessuna crisi in atto e all'orizzonte. Quanti giocatori sono previsti nel weekend? Perché si gioca il sabato 12 e domenica 13, giusto? Sì, diciamo che sono previsti quasi 260 giocatori, 26 squadre, per 10 sono 260. Il gruppo, per esempio,
di Monaco di Baviera ci sono 2 squadre, una maschile e una femminile, vanno anche i fan, i gruppi al seguito, quindi c'è un gruppo da 36 persone solo da Monaco. Cesare, io ho una curiosità, poi magari lo ripeteremo, ma il luogo dove si gioca a Treviso qual è? Esattamente sotto la pista di Prampero, sotto il Lusaria, alla partenza della cabinovia c'è uno spiazzo dove si allestì anche l'arrivo della Coppa del Mondo di slalom femminile. In questi giorni c'è l'inaugurazione anche in questi giorni, no, della nuova pista, quindi insomma c'è tutta una serie di eventi. Sì, esatto. Ovviamente lo snow è famoso ormai non solo per quello che avviene sui rettangoli di gioco, ma anche per il terzo tempo. Diciamo di sì, perché il gioco è estremo, le condizioni di gioco sono sicuramente fredde, perché ci sono stati anni in cui si aveva meno 15. Mamma mia. E quindi bisogna scaldarsi, il terzo tempo bisogna scaldarsi. Non è che ci si riscalda con il caldo, però, vero? C'è qualcos'altro? Bombardino, c'è una cosa che si chiama bombardino. Okay. C'è la birra Tennent's, quest'anno un'importante birra dalla Scozia che vuole approcciare il mercato italiano, e tutte queste cose qua che sono un attimino... Io ho sempre detto che per giocare a rugby non bisogna essere completamente in bolla, diciamo, no? Lo dico, cioè anch'io ho giocato a rugby per un po', però giocare a rugby sotto zero bisogna essere proprio estremi. Però diciamo che sia... Non come ruolo, ma come... Diciamo che il contesto è sempre abbastanza una nicchia, è abbastanza ravvicinato, le squadre sono vicine, si conoscono, non è come il torneo di rugby a 15 dove alla fine della fiera non dico che ci sono 2 blocchi contrapposti, però 2 giornate gomito a gomito sia con i giocatori che con l'organizzazione, l'empatia, la simpatia scattano automaticamente e si crea sicuramente un ambiente più caldo di quello che è rispetto al rugby sul campo verde, dove c'è più spazio e dove si può fuggire sia dal contatto fisico che dal contatto dell'amicizia vera e propria, insomma. Ecco, intanto stanno scorrendo le immagini di copertura già da un po' sullo snow rugby, e diciamo che si sta creando anche un circuito, vero? Un circuito europeo di tornei che sono nati quasi contemporaneamente. Ma diciamo che neanche tanto contemporaneamente, diciamo sì, siamo sul photo finish, perché Treviso è quello che è partito per primo, esatto. Subito l'anno dopo è partita a Mosca, probabilmente in osservazione, anche se poi l'anno scorso sono arrivati anche degli ospiti in osservazione dalla federazione russa, e quest'anno torna una squadra russa a giocare proprio, e c'è poi Innsbruck, c'è Arakov dove c'è il trampolino di lancio, quest'anno in Italia a Predazzo anche ci sarà un'altra tappa dello snow rugby. In effetti passo dopo passo la gente si sta avvicinando. Lo snow rugby è negli occhi di molte federazioni e di Rugby Europe come uno strumento per promuovere il gioco del rugby in generale al Polo Nord. Al Polo Nord o in contesti atipici, diciamo, certo, dove non c'è cultura di rugby e dove si vuole arrivare a raggiungere anche nuovi adepti, nuovi atleti sicuramente. Se pensate che poi il Kronplatz c'è uno snow rugby anche lì, più dimostrativo, è una vetrina, sono 2300 metri all'altitudine dove si gioca il torneo e ci sono più o meno 20.000 di persone che passano ogni giorno in cima al comprensorio Plan de Crones, al comprensorio sulle piste da sci, che in un modo o nell'altro danno un'occhiata e cercano di capire cosa succede a quelle altezze con la palla ovale. Io ho 2 curiosità. La prima, mi piacerebbe sapere, poi lo chiedo anche a Giada quanto le piace il rugby e se magari, non so, volesse, ma ci pensi un attimo Giada, anche partecipare allo snow rugby. No, in realtà vi sentite, quando andate in giro anche nel circuito di snow rugby, vi sentite un po' come i precursori, cioè quelli che hanno dato il via a questo evento, e magari siete salutati così dalle altre persone, dagli altri appassionati? Come organizzatori? Sì. Sì, siamo forse un attimino presuntuosetti, sia come beach rugby che come snow rugby, e c'è sicuramente
qualche tacca a nostro favore che ci accredita come quelli che sono un altro. Dopo il gioco diventa, quando viene schematizzato, classificato e inglobato nella federazione, ovviamente non sei più protagonista, però sicuramente c'è una marcia in più. Quindi 2 brevetti medi in Friuli. E questo infatti Dal mare alla neve. bravo Pier Giorgio, e proprio a questo vorrei legarmi. Esiste anche un feedback dal punto di vista turistico e commerciale che potete proporre alle istituzioni locali, perché è chiaro che andare a giocare a rugby a Playa de Corones è una novità che magari può attirare anche un nuovo target di partecipanti. Sicuramente tutte le località turistiche, sia invernali che estive, cercano di allungare la stagionalità, non solo in spiaggia a prendere sole e non solo sciare, vogliono trovare eventi, non li definirei neanche collaterali, ma di un panel di cose interessanti che possano allettare il turista, e questo sicuramente il rugby a 5, che è molto più semplice, meno complicato di quello a 15 che siamo abituati a vedere alla televisione, è molto più fruibile da chiunque, e poi c'è la vicinanza al suono, agli impatti e al contatto fisico che chi non è abituato può essere anche una cosa spettacolare, a volte un po' impressionante, insomma. E poi insomma la faccio spiccia, poi chiudo, se vi abituate a giocare a snow rugby con temperature estreme meno 10, meno 15, giocare sulla sabbia a marzo-aprile non è mica un problema, quindi altro che allungare la stagione. Sì, c'è qualcuno che dice perché a meno 15 sei anestetizzato e non senti più niente, e quindi ogni tanto bisogna almeno... Ok, ci prendiamo un break dallo snow rugby, perché adesso Giada andiamo a parlare di... No, aspetta, prima Giada volevo chiedere a Giada quanto sia sì, attirata dallo che snow rugby. penso che interessi anche chi ci ascolta. Guarda, il rugby io so che è nato nel Regno Unito ed è uno sport a squadre che si divide o rugby a 15 o a rugby a 13. Non chiedermi il perché, però io queste cose le so, Ecco. Fin qua. La domandona adesso. Ok. Il gioco del rugby è stato inventato dove esattamente? Ma È questo... una domanda aspetta, trabocchetto. infatti. Aspetta, prende il nome da una città. Bravissimo. Infatti è nato nella città di Rugby, ha preso il nome dalla città dove è stato. Vedi che sono preparata. Vedi? Bene, Giada promossa al primo rugby. Vai Giada. Bene, adesso vi ricordo nel fine settimana, il 12 e 13 gennaio, oltre allo snow rugby, ripartono anche i campionati di Serie A con lo rugby Udine impegnati in casa con il Petrarca Padova. Sì, infatti tra l'altro partiamo subito con un impegno da far tremare i polsi, perché Udine viene da una prima fase di campionato un po' così a singhiozzo, e quella con il Petrarca Padova, con i cadetti, quindi le riserve del Petrarca Padova, che è un club che gioca in top 12, è già diventata una partita decisiva in chiave salvezza, perché abbiamo perso un po' di punti, un po' troppi punti per strada, di conseguenza se in caso di sconfitta con il Petrarca potremmo ritrovarci nella zona rossa, cioè proprio nella zona retrocessione, anche se in realtà è un'ipotesi per fortuna ancora remota per il calendario che praticamente nella stessa giornata prevede per le nostre due principali competitor, cioè Vicenza e Brescia, due impegni particolarmente difficili, perché Vicenza riceve in casa il Colorno secondo in classifica e Brescia va a giocare a Paese, quindi però diciamo che una vittoria o quantomeno un risultato positivo dove si riescono a fare punti, almeno un paio di punti, sarebbe una bella boccata d'ossigeno per la Rugby Udine. Cesare, ricordiamo la tua carriera da giocatore, anche poi quello che hai fatto con il rugby, così anche per quei pochi amici magari fuori dal rugby che non ti conoscono hanno modo di sapere chi sia Cesare. Io sono figlio d'arte, nel senso che mio padre era padovano, è venuto a giocare, si è trasferito a Udine e ha iniziato a giocare prima di me, ovviamente. Io ho militato sempre nella Rugby Udine fino diciamo, alla Serie B, ho avuto qualche convocazione con la nazionale juniores, scusate,
poi dopodiché ho avuto un attimo di pausa e per 16 anni mi sono dedicato al beach rugby insieme a Giancarlo Stocco a Lignano e adesso allo snow rugby e così via. Poi ci sono tra l'altro sono anche team manager della nazionale italiana di beach rugby che negli ultimi 2 anni ha avuto decenti risultati, nel senso che sono campioni europei nel 2000 e siamo nel 19, quindi nel 2017 e lo scorso luglio sono arrivati comunque terzi al campionato europeo di Mosca di beach rugby. E a livello nazionale snow rugby può avere uno sbocco olimpico, magari per le Olimpiadi invernali? Direi di sì, perché il CONI recentemente ha listato o annualmente lista tutte le discipline rugbistiche che sono sportive e rugbistiche che sono da accreditare e sicuramente snow rugby e beach rugby sono tenuti in considerazione e proprio per la facilità del gioco e anche per molto difficile che il rugby, anzi impossibile, il rugby a 7 è diventato rugby olimpico proprio per il formato, una partita dura 7 minuti 7 più 7, esatto, lui era esperto del rugby a 7, perché sostanzialmente in una o 2 giornate riescono a svolgere un torneo intero con rugby, quindi sarebbe impossibile, già hanno difficoltà a infilare dentro il calcio, per esempio, che deve iniziare un mese prima, scusate, della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. Beach rugby o snow rugby, nel caso di Olimpiadi invernali ovviamente, possono essere contenuti in uno spazio limitato e questo piace molto ai vari comitati olimpici. Sì. Ok, adesso scendiamo un attimo di categoria, parliamo di C2 di mini rugby e lanciamo questa intervista che abbiamo raccolto con Mario Ferraiuolo, che è il direttore tecnico del Rugby Sile e della gemella Rugby Azzano X. Con Mario Ferraiuolo, direttore tecnico del Rugby Sile, che sta affrontando la sua 4ª stagione in Serie C2 e anche della gemella Rugby Azzano, che invece si occupa dei settori giovanili. Allora, partiamo dai seniores. È stata, come dire, è una stagione un po' tormentata perché siete alle prese con problemi di organico, però tutto sommato, pur navigando a vista, il campionato continua. Sì, noi purtroppo quest'anno sempre che c'è la sfortuna ce l'abbiamo dietro e sempre che ogni partita nasce un evento, c'è un infortunato o anche 2, ma logicamente a lunga gittata, vale a dire che l'infortunio non è guaribile in una settimana o 2, ma mesi e forse anche di più di quanto. E sinceramente stiamo con un po' di fatica, con tanta fatica, andare avanti. Entriamo in campo comunque con dignità, anche se siamo in 15, sperando sempre che non arriviamo al 14. Però ce la metteremo tutti e sperando che qualcuno rientri a gennaio e niente, vedremo. Ecco, venendo adesso ai settori giovanili, lì la situazione è un po' più lusinghiera, diciamo. È lusinghiera relativamente, perché ultimamente come arruolamento dei ragazzi, eppure andiamo per le scuole, non è che non lo facciamo, aspettiamo che arrivino da soli, andiamo per le scuole, facciamo propaganda, però sono già anni che entriamo in vari istituti e oggi si riesce a pescare poco e niente, perciò speriamo che prossimamente ci riproponiamo ancora, a gennaio ripartiamo di nuovo con le scuole, sperando che il Prada di Pordenone ci voglia bene, perché sembra di no, e di entrare anche nel settore scolastico di quella cittadina e poi vedremo. Rieccoci al BH Pub di via Basaldella 60 a Campoformido per la trasmissione Galassia Rugby, la prima del 2019. Arrivano via WhatsApp, via social tante richieste da parte degli amici appassionati di rugby. Una chiedono sarai alla partita della Rugby Union Friuli Venezia Giulia la prossima domenica 13. Sarà una sorpresa, non dirò niente. Ok, quindi bisogna per forza di cosa andare lì e vedere se la sorpresa esatto. sarà poi quella che tu sperate. Sapevo che avrebbe dato questa risposta. Ok, torniamo in bomba al beach, allo snow, scusa, mi confondo sempre.
No, ma perché parlare di beach rugby il 3 gennaio... Sì, infatti. No, ma io prima all'inizio l'avevo buttata come battuta, però non è un'idea tanto peregrina. Facciamo un bel torneo di rugby sulle grave del tagliamento. E io avrei anche la location giusta, c'è un posto bellissimo che è una spiaggia conosciutissima. Quindi la sabbia fine c'è. No, si gioca c'è un ettaro a Prato in prossimità del Greto, sarebbe la location perfetta per un grande rendezvous, un grande happening rugbistico a metà estate. Un rave rugbistico. Un rave rugbistico. Ecco, allora ci sono un sacco di amici coinvolti nell'organizzazione dello snow rugby, no? Sì, esatto. Ricordiamo Davide Macor, Enrico Turello, ma poi tanti altri volti noti al rugby regionale. E gli indigeni anche ovviamente, Alberto Stentardo che è il l'ideatore, Mario Stentardo che è il papà che è sempre di supporto, e quindi Giada Cortellazzo, la Nicole Corvo, che sono tutte giocatrici e a part-time anche organizzatori. Quindi ricordiamo l'appuntamento, quando e dove? 12-13 gennaio, quindi tra qualche giorno, sotto la pista di Prampero, Monte Lussari. Tarvisio. Ok, ricordiamo anche che nello stesso weekend, il 13 gennaio, appunto, la Rugby Udine gioca al Rugby Stadium di Via del Maglio a Udine, quindi in casa contro il Petrarca Padova, partita decisiva per questo campionato di Serie A. Riprende anche la Serie B con il Beni Giulia Trieste che affronterà la difficile trasferta in quel di Casale, e la C1. In C1 la regione schiera il Pordenone Rugby che affronta in casa a Borgomeduna il San Donà per una sorta di scontro al vertice della C1, e la cadetta della Rugby Udine che invece sarà impegnata a Portogruaro. Quindi ce n'è per tutti. E facciamo un in bocca al lupo ovviamente a tutti i nostri amici per le prime partite del 2019. Certo, a questo punto siamo in chiusura, purtroppo resteremo qui a parlare di rugby, ma facciamo così, adesso noi andiamo a berci una birra ovviamente. Siamo in un pub. Siamo in un pub e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Galassia Rugby FVG. Grazie e in bocca al lupo a Cesare, grazie a voi. Verremo trovati, poi dovrai farci anche il consultivo di tutto quello che è sicuramente lo snow rugby, quindi ti riaspettiamo di nuovo qui a Campoformido, e io Giorgio te saluti. Niente, hai già detto tutto, quindi andiamo a berci sta birra e ci vediamo alla prossima puntata. E vi ricordo la sorpresa già da forse domenica al Rugby Stadium al Gerli di Paderno. Ciao a tutti. Auguri di nuovo. Ciao.